Buona giornata a voi, bentrovati, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio informativo dedicato allo sport. Allora www.venetoglobe.com, dove ci trovate in modalità on demand, mentre sul digitale terrestre, dove magari ci state osservando e vedendo, in tutto il nord Italia ci potete vedere sul canale 95 per quanto riguarda le nostre regioni, ovvero Veneto e Friuli Venezia Giulia. Vi ricordo che Caffè TV 24 è un emittente che si vede su tutto il nord Italia, con diramazioni poi anche in Emilia Romagna e nelle Marche. Buon ascolto e andiamo ad iniziare con le principali notizie di oggi. Cominciamo dai festeggiamenti, dai 50 anni, eccolo qui, di Michael Schumacher. Festeggia i suoi 50 anni, sono passati, pensate, 5 lunghi anni dall'incidente che il pilota ha avuto in montagna sugli sci. È stata un po' una beffa del destino, insomma, lui che è sempre stato destinato a rischiare la vita, ma sulle 4 ruote ha rischiato e sta rischiando la vita appunto per una sciata, come si suol dire. La famiglia ha deciso in questi anni il massimo della privacy e pochi sono gli amici fortunati che frequentano casa Schumacher, trasformata pare in una clinica, o quantomeno alcune stanze trasformate in una clinica super attrezzata, e le voci però continuano a susseguirsi tra bene e male. Non si sa se insomma il pilota stia migliorando oppure se sia stazionario. Noi ci auguriamo in questa giornata, possiamo rientrare anche in studio, possiamo rientrare, vi dicevo, noi auguriamo al pilota naturalmente i migliori auguri di un buon 2019 e di una prontissima e immediata guarigione. Lasciamo Michael Schumacher, uno dei più grandi piloti di Formula 1 senza dubbio, e passiamo alla Serie A. Qui tutte in vacanza le squadre di Serie A per riprendere a giocare poi il 7 gennaio circa, quindi ci si sta preparando con gli allenamenti per i prossimi appuntamenti. Mercato aperto con questo giocatore che è Barella, combattuto tra Inter e Napoli, quindi vedremo dove andrà a finire alla fine. Alla Juventus si continua a parlare di Ramsey e di Trinceau, mentre il Milan dovrebbe aver portato a casa questo giocatore, ovvero Sensi, in prestito, arriverebbe al Milan di Ringhio Gattuso. Al Napoli piace Lozano, mentre Soriano, definito, va al Bologna. Questi alcuni degli scambi. Per quanto riguarda la Serie B, anche in questo campionato grande spazio al mercato, e di questo magari ne parleremo nelle prossime giornate. Anche qui si riprenderà a metà gennaio, così pure in Serie C e soprattutto nel girone B, dove si tornerà in campo il prossimo 19 gennaio e dove c'è un Pordenone che continua ad essere in testa alla classifica da leadership. La Serie D invece, con Eccellenza e Promozione, ritorneranno in campo nella giornata della Befana, il 6 gennaio. 18ª giornata per quanto riguarda il girone C della Serie D, che vede impegnato il Montebelluna di Francesco Checco Feltrin in casa contro l'Este. È un campionato, quello di Checco Feltrin, con il suo Montebelluna buono, collocato in mezzo alla classifica, una posizione di assoluta tranquillità, ed era quello che ci voleva dopo gli anni insomma passati in un su e giù di categorie e di questo girone. Per quanto riguarda qui conduce l'Adriese, che andrà a giocare, vediamo di trovarlo immediatamente, eccolo qui, contro la Clodiense in trasferta, mentre la sorpresa di questo girone è il Feltre, che si trova a 30 punti e giocherà contro, troviamolo anche in questo caso, contro l'Arzichiampo in campo esterno. Eccellenza, girone B, qui si tocca la 17ª giornata, campionato molto bello che noi seguiamo da vicino, particolarmente con le nostre telecamere. Saremo qui in quella di Mogliano per seguire Union Pro Careni Pievigina, che è sicuramente una delle partite più interessanti. Luparense, che è la leadership del campionato, in testa a 38 punti, affronta in casa il Real Martellago, mentre il Lia Piave va al Tenni di Treviso, dove la situazione, oggi si parla dei due Rocchi, addirittura papà allenatore, poi l'aiutante, anche il figlio. Continuiamo a non avere notizie dalla redazione, o meglio dalla società
società del Treviso Calcio, quindi nessuna novità, si sa solo che si sta rinforzando e si sta rifacendo la squadra, si punta addirittura ad un terzo posto, ma lo ricordo, siamo al terzultimo posto o al penultimo posto addirittura. Promozione, girone D, 16ª giornata invece, qui abbiamo il Portogruaro a 37 punti, non ha perso nemmeno una gara, cercherà di non perderla nemmeno nel Bellunese contro lo ZTLL Sinistra Piave domenica prossima. Per quanto riguarda il Prodeco Montello che insegue, trasferta piuttosto insidiosa a Caorle, mentre l'Opitergina si trova a 30 punti in classifica e aspetta in casa il Favaro Veneto. Lasciamo il calcio, passiamo al basket con la TVB Basket Treviso che alla Palaverde contro Piacenza ha perso l'ultima di campionato per 93-87. È una TVB a cui è mancato decisamente quel piglio, quella voglia, quella necessità di continuare a far punti e continuare la striscia positiva. Sarebbero state 9 le partite utili positive, invece ci si ferma a 8. E allora andiamo a sentire Max Menetti, il coach di TVB, che apre dicendo saprete insomma quello che voglio dire, e sentiamolo allora. Secondo me sapete già cosa vi dirò più o meno, ed è oggettivamente, conoscendo quello che è stata la DeLonghi degli ultimi 2 mesi, è molto semplice nella lettura. Innanzitutto la prima cosa, bisogna fare i complimenti a Piacenza che ha giocato una grande partita, si gioca sempre contro gli avversari, ha sbagliato pochissimo, ci ha sempre punito, quindi è sempre obbligo fare i complimenti agli avversari per quello che hanno fatto. Detto ciò, l'analisi è molto semplice. Noi abbiamo giocato una partita nettamente al di sotto dei nostri standard, sia individualmente che come squadra. Come al solito, no? Uno da dare i voti, siamo tornati una partita, se pensate, molto simile alla nostra ultima sconfitta di ormai 2 mesi fa. Naturalmente 93 punti in casa non si può vincere, 91 diciamo, togliamo l'ultimo canestro, sopra i 90 non si può vincere con nessuno, già sopra gli 80 non vinci con nessuno, e vuol dire che questo è un segnale che probabilmente avevamo preso un attimo di fiato, quindi deve essere per noi una lezione che ci deve assolutamente servire. Vuol dire che bisogna lavorare molto di più di quello che stavamo facendo ultimamente. Bisogna che impariamo a giocare anche delle partite, questo è successo la prima volta in casa, una partita difficile nel quale non abbiamo avuto ritmo e ci siamo persi in mezzo a 8 milioni di cose, dove, come dicevo prima, abbiamo fatto fatica proprio a ognuno a portare il nostro mattoncino. Abbiamo avuto tutti degli piccoli sprazzi individuali, non abbiamo mai avuto una vera compattezza e un vero momento dove abbiamo fatto le cose insieme. L'abbiamo fatto per un momento, e però siamo andati a +8 e siamo usciti da un time out e abbiamo preso 14-0. Quindi c'è poco da dire. Hanno meritato loro e noi dobbiamo rimetterci a lavorare duro, perché già la prossima partita naturalmente è una partita molto importante. Però era 2 mesi e 2 giorni che non perdevamo. Avrei voluto perdere in un'altra maniera, devo essere sincero, avrei voluto prendere una partita molto peggiore e perderla 51-53 per i miei gusti, però il campo ha detto che è un momento dove dobbiamo rimetterci a lavorare molto più duro. Menetti, come di consuetudine sua, molto obiettivo, e tra l'altro mi è piaciuto molto questa dichiarazione ultima che diceva: mi sarebbe piaciuto perdere in un'altra maniera, perché effettivamente non è stata una bella sconfitta quella di TVB. Ora TVB va in campo il sabato 5 gennaio a Udine per riprendere il cammino positivo in campionato, però sarà una partita irta di insidie. Il Ponzano Basket di Serie A2 femminile ritorna sabato al Palacicogna, ritorna tra le mura amiche, deve affrontare il Villafranca e deve ritornare alla vittoria. Lo chiede un po' l'ambiente e un po' naturalmente Maurizio Sottana. La Ruker Sanve di Marco Mian, che vedete, ha chiuso l'anno a Crema contro la terzultima del girone, ha vinto 77-73, ora deve continuare questa striscia positiva, lo farà domenica, non sabato, quindi domenica pomeriggio
pomeriggio alle 18, giornata della Befana, e giocherà contro Ozzano. In bocca al lupo. Tutte le altre categorie e le altre divisioni inizieranno il 13 e cominceranno il 13 di gennaio. Spostiamoci sul volley, perché Limoco Volley Conegliano è pronta a salutare il nuovo arrivo dell'americana Karsta Love. Eccola qui non è in abbigliamento da pallavolo, anzi forse da beach volley. Sarà presentata domani pomeriggio alla stampa, noi la sentiremo quindi la prossima settimana. È il primo rinforzo, Karsta Love, che arriva dopo la dipartenza della giapponese Nagaoka, oltre naturalmente a quella di Megan Easy. Insomma, adesso c'è da vedere che cosa succederà, perché ci si ritrova nel ruolo di opposto con numerose giocatrici, poche invece in questo ruolo, nel ruolo di Megan Easy, la sostituzione. Vedremo, quindi bisognerà ricorrere ancora al mercato. Intanto arriva Karsta Love ed è una giocatrice molto molto importante, sicuramente un gran bell'acquisto per Daniele Santarelli. Vi ricordo che l'impegno sarà molto incessante, molto importante per la formazione appunto che vedete, cioè Limoco, perché ci sarà campionato, Coppa Italia e poi piano piano arriva anche ritorna anche la Champions, quindi ci saranno le Final Four da conquistare per quanto riguarda la Coppa Italia. Si giocheranno gli ottavi Monza-Conegliano, primo scontro il 16 gennaio a Monza, poi il 20 gennaio ritorno a Conegliano al Palaverde. Le Final Four poi finali il 2 e il 3 febbraio a Verona. Questo per quanto riguarda Limoco, e quindi inizia un altro bel periodo per la formazione di Daniele Santarelli, che comunque, vi dicevo in precedenza, annovera da oggi, da domani, perché Karsta Love è già arrivata, questa nuova americana. Benetton, siamo al rugby, perché sabato pomeriggio a Monigo ha vinto contro le Zebre il secondo match, grande prestazione, 28-8, adesso arriva Glasgow e agli uomini di Crowley si chiede un'altra grande prestazione. Noi siamo andati un po' dietro le quinte, siamo andati a parlare con Pier Maria Vecchiato, che è il presidente dei supporters della Benetton, perché da quando il campo di Monigo si è trasformato ci sono anche delle nuove scenografie e si stanno preparando delle belle trasferte. Ma sentite Pier Maria Vecchiato. Siamo con Pier Maria Vecchiato e siamo in casa dei Supporters Club, sempre vicini alla Benetton. State studiando e state preparando delle nuove iniziative, giusto? Sì, noi stiamo studiando, stiamo preparando delle nuove iniziative per le prossime partite, per avere la coreografia, per avere il pubblico che, oltre a vedere i nostri leoni che giocano, si godono anche un po' lo spettacolo di tutta questa gente che, come oggi, che ha riempito lo stadio e apre il cuore a noi supporter, vedere tanta gente che sostiene i nostri leoni. Sono con l'apertura della tribuna, chiamiamola Est, è un altro colpo d'occhio. Ma è un colpo d'occhio bellissimo, oggi è anche una bella giornata di sole, per cui c'è proprio l'esplosione dei colori, l'esplosione delle nostre bandiere che vengono sventolate per i nostri giocatori e anche per i nostri tifosi che ci vedono, no? Che come si dice, si può partecipare al gioco, partecipare allo sport anche attraverso il tifo e soprattutto a sostenere i nostri giocatori. State preparando anche delle trasferte, mi pare, no? Sì, noi stiamo preparando delle trasferte, ne abbiamo già in programma 3. La prossima a Grenoble per la Challenge, il ritorno con il Grenoble, poi andremo a Belfast, una quarantina di persone sono già prenotate per il viaggio a Belfast, e poi una bella trasferta sarà quella di Dublino. In questo momento abbiamo parecchie richieste perché Dublino è una città che attira, oltre che alla partita anche la città. E poi c'è questo museo del rugby che si comincia a vedere, si comincia a far nascere. Sì, questa è un'altra cosa che a noi come la società, come il nostro presidente Amerino Zatta, ci teniamo molto a questo, ci teniamo perché vogliamo che ci sia un punto di incontro e di storia
del rugby qui a Treviso, cominciando da quando è nato nel 1932 ai giorni nostri, attraverso un qualcosa che verrà esposto per la gente, verrà esposto per i tifosi, verrà esposto per i tifosi che vengono dall'estero, verrà esposto anche per i nostri ragazzi e per le scuole, che noi avremo piacere che poi vengano portati i bambini a vedere queste cose qua, per far capire qual è il nostro sport e lo spirito soprattutto del nostro sport. Prendete nota, perché questa è veramente una bella iniziativa, Museo del Rugby. Abbiamo concluso anche per oggi, noi ci risentiamo domani e saremo in conclusione di un'altra settimana. A tutti voi buona giornata.